Amici del canale, bentornati! Oggi abbiamo tantissime notizie caldissime sul nostro Napoli. Partiamo subito dalla vittoria straripante al Franchi, un 3-0 secco contro la Fiorentina, quarta vittoria consecutiva e vetta della classifica sempre più salda. Una prestazione da grande squadra, con Antonio Conte che ha trasformato un'emergenza in difesa e in attacco in una dimostrazione di forza e intelligenza tattica. Non è mancato però un momento toccante. Antonio Conte non si è presentato in sala stampa. Il motivo? La scomparsa del piccolo Daniele, un bambino vicino alla squadra, che ha lasciato un vuoto enorme. Cristian Stellini, il vice, ha parlato per tutti, dedicando questa vittoria a lui e alla sua famiglia. E infine le prime notizie sull'infortunio di Mattias Olivera. Caviglia sinistra Co dopo uno scontro di gioco, aggiornamenti, con tutti i tifosi e la squadra in apprensione. Insomma, c'è molto da raccontare e analizzare, quindi sentitevi liberi e non dimenticate di controllare se siete già iscritti al canale. Qui vi aggiorniamo sulle principali novità e su tutto ciò che accade in Casa Napoli. Aiutateci a raggiungere il traguardo dei 10.000 iscritti. Grazie tifosi azzurri. Napoli straripante al Franchi, 3-0 alla Fiorentina, quarta vittoria di fila e vetta sempre più salda. Il Napoli non si ferma più. Al Franchi di Firenze, gli uomini di Conte hanno messo in scena una prestazione di forza e carattere, travolgendo la Fiorentina con un netto 3-0. Un successo che vale oro, non solo per la quarta vittoria consecutiva in campionato, ma anche perché arriva in una situazione di emergenza totale, con assenze pesanti sia in difesa che in attacco. Un'altra prova di quanto questa squadra sia diventata una vera e propria macchina da punti, capace di superare ogni ostacolo con intelligenza tattica e qualità. Antonio Conte ha dimostrato ancora una volta di saper leggere le partite come pochi. Nonostante le assenze di giocatori chiave come Buongiorno, Politano e Kvaratskhelia, il tecnico ha saputo reinventare la squadra con un 4-3-3 camaleontico, capace di trasformarsi in un compatto 5-4-1 nei momenti di difficoltà. La mossa di affidarsi a Spinazzola come jolly tra fascia alta e difesa è stata geniale, mentre Anguissa e McTominay hanno dato equilibrio e muscoli a un centrocampo che ha dominato la partita. Sul fronte opposto, Palladino ha provato a sorprendere con una difesa a 3 e il debutto in campionato dell'argentino Moreno, sacrificando uomini di qualità come Gosens e Gudmundsson per un approccio più prudente. Ma il piano del tecnico viola è naufragato di fronte a un Napoli che, dal primo minuto, ha preso in mano il pallino del gioco. Il dominio del Napoli è stato evidente già dai primi minuti. Spinazzola e Ramani hanno avuto le prime occasioni per sbloccare il match, ma è servita una magia di David Neres al 29 per abbattere il muro viola. Il brasiliano, ispiratissimo, ha dialogato nello stretto con Lukaku, lasciando sul posto Parisi e Ranieri prima di scagliare un destro sotto la traversa. Un gol capolavoro che ha confermato la ritrovata vena offensiva degli azzurri. La Fiorentina ha provato a reagire, ma senza la necessaria incisività. L'unico brivido è arrivato al 35, quando Keane aveva trovato il gol del pari, annullato però dal VAR per un lieve tocco di mano. Meret ha poi chiuso la porta su Mandragora, permettendo al Napoli di andare all'intervallo in vantaggio e con la gara sotto controllo. Il secondo tempo si è aperto con la stessa trama. Napoli compatto, Fiorentina poco coraggiosa, e al nono gli azzurri hanno trovato il raddoppio grazie a un rigore conquistato da Anguissa, impeccabile nel rubare palla a Moreno e costringendolo al fallo. Lukaku, glaciale, ha trasformato dal dischetto riscattandosi dopo l'errore con il Venezia. A questo punto Palladino ha provato a cambiare le carte in tavola, inserendo Colpani e Gosens. I Viola hanno avuto una doppia occasione clamorosa al 15. Prima Mandragora ha trovato un grande Meret sulla sua strada, poi Beltran è stato murato da Ramani e ha sfiorato il palo di testa. Ma ogni sforzo è stato vano, perché al 23 McTominay ha chiuso definitivamente i conti, approfittando di una respinta corta di Comuzzo per infilare il 3-0. Sul finale la Fiorentina ci ha provato con generosità, ma il Napoli ha dimostrato perché è la miglior difesa del campionato, chiudendo ogni spazio e gestendo senza problemi il grande vantaggio accumulato. Sottil è andato vicino al gol della bandiera, ma il diagonale è terminato a lato.
Con questa vittoria il Napoli chiude il girone d'andata con 44 punti e manda un messaggio forte e chiaro alle rivali per lo scudetto. Adesso tocca ad Atalanta e Inter rispondere, ma è chiaro che gli uomini di Conte hanno una marcia in più. La lotta per il titolo d'inverno si fa caldissima, ma il Napoli è più che mai protagonista. La squadra partenopea sembra aver trovato la quadratura perfetta, con una rosa in cui ogni giocatore sa cosa fare e dà il massimo. Neres sta finalmente mostrando tutto il suo talento, Lukaku è tornato decisivo e il centrocampo guidato da Anguissa e McTominay è una garanzia. Il Napoli non vuole fermarsi. Con Conte alla guida, lo scudetto non è più un sogno, ma un obiettivo concreto. Restate sintonizzati per seguire ogni passo di questo cammino avvincente. Il meglio deve ancora venire. L'MVP della serata, David Neres. David Neres è stato semplicemente devastante. Un gol che vale il prezzo del biglietto, una giocata che ha spaccato in due la partita al Franchi, scambio nello stretto, accelerazione fulminante e destro sotto la traversa. Ma non è solo il gol a renderlo l'MVP. Neres ha messo in campo una ferocia agonistica e un'intelligenza calcistica che hanno fatto la differenza, trasformandolo in un'arma letale per il Napoli. Ogni volta che aveva la palla tra i piedi si percepiva il pericolo per la Fiorentina. Energia pura, imprevedibilità e quella capacità di creare superiorità numerica che mancava da tempo agli azzurri. Il brasiliano si è preso la scena e finalmente sta dimostrando tutto il suo valore. Una prestazione così fa capire perché il Napoli ha creduto in lui. Con Neres in questa forma il Napoli può sognare in grande. Promosso. Romelu Lukaku non ha vissuto una partita facile. La marcatura a uomo di Comuzzo è stata soffocante, fisica, con pochi spazi per il belga per esprimere la sua forza. Ma un giocatore come Lukaku si giudica anche nei momenti in cui soffre. E lui, da leader vero, ha risposto presente, prima mettendo lo zampino nell'azione che ha portato al gol di Neres, poi trasformando con freddezza il rigore che ha dato il doppio vantaggio al Napoli. Un rigore pesante, soprattutto perché arrivava dopo l'errore dal dischetto contro il Venezia. Stavolta Lukaku ha mostrato nervi d'acciaio, spiazzando De Gea e mettendo in cassaforte 3 punti fondamentali. Anche senza brillare, ha fatto quello che serviva. E quando il Napoli ha bisogno, lui c'è. Se il Napoli ha espugnato il Franchi, il merito è anche di questi due uomini chiave. Neres ha acceso la luce con il suo talento, mentre Lukaku ha garantito esperienza e concretezza nei momenti cruciali. Ma attenzione, questa è la dimostrazione che il Napoli non dipende da un solo giocatore. È un collettivo che funziona, in cui chiunque può fare la differenza. Neres, Lukaku, McTominay, Anguissa sono tutti tasselli di una squadra che, con Conte in panchina, sembra avere una marcia in più. David Neres, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro la Fiorentina. L'ex Benfica è stato autore della rete del vantaggio e in generale ha disputato un ottimo match venendo anche premiato con il premio di MVP. Le parole del talentuoso calciatore brasiliano. Siamo molto felici di aver vinto la partita e di come abbiamo lavorato. Nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più, ma nel secondo tempo siamo stati decisamente più forti. Feeling con Lukaku? Ogni partita che giochiamo insieme, il feeling cresce. Lui lavora per me ed io per lui, e questo ci rende più forti. Lui è un calciatore dalle grandi qualità. Cristian Stellini, vice allenatore della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Conte non parla, colpito dalla morte di un bambino che ci era vicino. Antonio Conte ha preferito non parlare dopo la vittoria contro i Viola. Al suo posto si è presentato ai microfoni di DAZN, Cristian Stellini, vice allenatore della compagine partenopea. Vittoria importante che dimostra che i ragazzi stanno lavorando forte e molto bene. Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo. 44 punti in 19 gare. Non era immaginabile ad inizio anno. Facciamo i complimenti ai nostri ragazzi perché stanno crescendo e dobbiamo continuare in questo modo. Poi ha chiarito: perché Conte non parla. Siamo molto felici della vittoria, ma abbiamo ricevuto un brutto colpo. E il mister si scusa, abbiamo perso una persona a noi molto cara, molto vicina a tutto il Napoli. Un bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio, che era malato. Abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia. Lui ci ha donato tanta forza ed energia.
Il mister non se l'è sentita di venire in sala stampa. Il nostro pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutti i bambini che soffrono per malattie gravi da cui non si riesce ad uscire. Il messaggio è per loro. Salutiamo il piccolo Daniele. Tifosi azzurri, sentitevi liberi di lasciare un messaggio di sostegno alla famiglia. Infine, passiamo ora ad altre notizie. Infortunio Olivera, le prime notizie. L'uruguaiano molto dolorante. Mattias Olivera al minuto 87 è stato costretto a lasciare il campo da gioco per via di un infortunio. Tifosi del Napoli e Antonio Conte con il fiato sospeso per l'infortunio occorso a Mattias Olivera, il giocatore azzurro è stato costretto a chiedere il cambio al minuto 87 della gara Fiorentina-Napoli. Il calciatore è stato sostituito da Pasquale Mazzocchi. Cosa è successo? Il giocatore partenopeo è inciampato dopo essere stato spinto da un giocatore della Fiorentina. L'uruguaiano è apparso molto dolorante per quanto riguarda la caviglia sinistra. Sono prontamente intervenuti i medici del Napoli che sono entrati in campo per prestare i primi soccorsi al calciatore. Antonio Conte ha assistito dalla panchina alla scena. Il tecnico è apparso molto preoccupato. L'uruguaiano è stato accompagnato a braccia dai sanitari del club partenopeo e ha dovuto fare il giro del campo per ritornare in panchina. Successivamente il giocatore è apparso molto dolorante e ha ripreso a camminare da solo. Tanti compagni si sono avvicinati a lui per chiedere delle sue condizioni. Forse l'infortunio potrebbe essere meno grave del previsto, sono attesi ulteriori aggiornamenti. Grazie per l'attenzione e a presto con tutto quello che succede in casa Napoli. Forza Napoli sempre e tutto per lei.